sembrava quasi alla telefonata. sì, sembrava quasi che fosse l'opposizione, però il ragionamento che faceva il nostro problema mi meraviglia che c'è uno che in teoria sostiene la Lega che prende questa posizione dicendo l'Europa non ci assiste. L'Europa non è il dovere dell'Europa non è fare assistenzialismo verso alla popolazione italiana, alla popolazione veneta. Cioè, quando stiamo parlando di Europa come l'Italia fa assistenzialismo ad alcune regioni, non ci sono gli Stati Uniti d'Europa, non è una nazione l'Europa, ci sono degli accordi tra paesi europei e ognuno deve fare il proprio dovere, quindi non è l'Europa che deve aiutare l'Italia per guardare i propri confini, è l'Italia che ha il dovere, nel rispetto degli altri Stati europei, a tutelare i confini comuni come fa la Francia, come fa la Spagna e come fa la Grecia. Quindi è il contrario, non è che bisogna aspettare qualcosa dall'Europa, come dice la telefonata a favore della Lega. Cioè è lo Stato italiano che deve fare la sua parte, la sua responsabilità. Dopo si chiedeva perché non capisce come mai spendete questi soldi cioè che costano le missioni, insomma, sì, come quelle in Libia. Le missioni, ma il costo è molto più elevato da avere una situazione di guerra civile in un paese nordafricano, perché crea ancora più povertà e miseria, ed è quello che crea l'immigrazione. Quindi la cosa importante è che questo finisca al più presto, che ci sia un cambio di regime da un regime dittatoriale che dura da 40 anni e che ha creato tutta questa immigrazione verso le sponde siciliane, e questo è un investimento, quello che si sta facendo. E dopo anche l'ultima cosa, perché si fa confusione nei titoli dei giornali, dice l'Europa ha bocciato reato di clandestinità. Non ha bocciato reato di clandestinità, cioè essere clandestini è comunque un reato perché sei illegalmente nel territorio. Quello che ha bocciato è dire che rinchiudiamo un clandestino anche se non ha commesso nessun reato, nel senso in altri paesi europei i clandestini vengono rispediti nei paesi di provenienza, non è che li tieni per 5 anni in prigione. Un altro conto è se il clandestino commette altri reati, eccetera, non sono altri reati che non c'entrano niente, quindi bisogna stare attenti quando si leggono questi titoli. L'Europa è contro reati di clandestinità. Falso. Infatti si è mosso con la consueta abilità politica Bossi, secondo lei, quindi ci sta che giochi anche dei jolly, insomma. Sì, oppure anche per distrarre l'attenzione dalle problematiche vere. L'ultima telefonata la signora aveva fatto notare... Ad esempio che tocca le tasche di tanti cittadini, quella dei ticket. Sì, quei ticket, l'ho sentito anch'io, adesso la signora parlava... No, li hanno ritoccati, è vero. Io ho sentito di raddoppi, questo che non c'è nei giornali. Oltre a altri problemi anche ospedalieri, io abito a Venezia, quindi so che vogliono chiudere il centro pediatrico a Venezia, quindi non c'erano più neonati veneziani, cioè proibito per... Dovranno andare a nascere tutti in terraferma. Sì, quindi non ci sarà più il orrore, insomma, quindi questo naturalmente non se ne parla assolutamente, quindi quando Bossi è abilissimo a distrarre la gente dalle problematiche vere delle persone e fare questo teatrino dove in teoria è all'opposizione di Berlusconi quando è il suo fedelissimo alleato, e nel frattempo mentre Bossi e la Lega sono al governo raddoppiano, se non quadruplicano i ticket e chiudono alcuni centri ospedalieri come il pediatrico nella città di Venezia. Ecco, Galati, una delle critiche... Volevo solo replicare velocemente sulla questione federalismo, perché purtroppo la Lega in questo quarto di secolo che è seduta in Parlamento il vostro movimento, ricordiamo per chi non lo sapesse, porta avanti un'indipendenza veneta in modo democratico e pacifico. Tra l'altro io ho pochi pallini, ma ogni tanto li ribadisco da questi schermi. Voi siete per un'indipendenza in modo pacifico e democratico, anche per presentare il vostro movimento. Sì, grazie. E appunto ci tenevo anche per contrastare quello che sono state le false promesse, specie il federalismo della Lega Nord in un quarto di secolo che Umberto Bossi e Maroni sono seduti nel Parlamento italiano. Perché questo? Perché ti promettono la Svizzera, che è un vero paese federale, invece dopo un quarto di secolo la montagna leghista ha partorito un topolino che è
anzi è un federalismo sovietico, perché più centralista di questa riforma che hanno appena fatto non poteva esserci, quindi più che altro prima di dire noi siamo per il federalismo dovrebbero andare a vedersi cos'è la definizione di federalismo, che non è centralismo che viene deciso a Roma. Federalismo vuol dire che sindaci come il nostro qua in trasmissione hanno il potere politico di decidere, cioè non che dà di 100 di risorse che il suo comune dà a Roma viene restituito neanche un ventesimo da gestire, ma che le risorse rimangono, e quindi questo Veneto Stato che rimangono il 100% delle risorse, che dopo si può decidere anche di fare politica fiscale, cioè di decidere di ridurre delle tasse, che abbia, ma non di 0, come è attualmente in programma, ma in maniera considerevole, cioè l'IVA dovrebbe essere a livello provinciale, ogni provincia che decide se abbassarla o no. Questo è federalismo, e questo non è utopia, è quello che succede in veri paesi federali, dove anche negli Stati Uniti è un paese federale, ogni Stato decide di abbassare le tasse facendosi anche competizione fra di loro, quindi questo è un sistema virtuale che è un sistema federale, che non ha assolutamente nulla a che fare con quello che è stato proposto dalla Lega, che somiglia appunto al federalismo sovietico. Noi abbiamo un rappresentante delle famiglie italiane, chi c'è al telefono? Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Sono Gianpietro da Legnago. Buongiorno Gianpietro. Un saluto a tutti. Sono d'accordo con il signore che ha parlato appena adesso, perché il termine federalismo vuol dire unire corpi estranei e separati. Il termine federalismo va in questa direzione. In Italia di separato non c'è niente, perché è un paese centralista e prima bisognerebbe separarlo, e poi eventualmente chi vuole confederarsi si confedera, ma il termine federalismo è un termine inappropriato in questo caso. Prima dividiamoci e vogliamo confederarci, questo sarebbe la logica. È morta, e ha ragione però anche l'altro signore, quello che dice che il federalismo che è stato portato a casa dalla Lega, io sono un leghista, è praticamente piccole briciole. Cioè non la soddisfa questo federalismo? Allora, io giuro che se ci fosse da fare guerra civile sono il primo che va sul carro armato. Non si può fare niente in democrazia qua in Italia, non si può fare niente, finché ci sono i poteri forti. Ma della telefonata che era più interessante, perché appunto parlava di briciole da questa ultima riforma cosiddetta federalista, e volevo dare anche alcuni numeri, perché si parla in Veneto torneranno 400 milioni, dopo il CGA di Mestre fa lo studio, no, non sono 300 milioni, sono 250 quello che è. Tanto per avere un po' l'idea delle dimensioni, il Veneto ogni anno lascia decine di miliardi di euro, cioè la differenza fra quanto paga di tasse, sono una settantina di miliardi, e quanto che torna indietro di tutto, difesa, interesse soldato e tutto, c'è una differenza di decine ogni anno, di decine di miliardi di euro, e questi qua parlano di 1, 2, 3 centinaia di milioni, quindi c'è proprio un problema di dimensioni enormi, quindi per quello la montagna partorisce il topolino, per quello si parla di briciole, perché i nostri sindaci, ne abbiamo uno in trasmissioni, non possono amministrare le risorse, non possono amministrare i propri comuni se hanno 0 risorse, quando la nostra gente, il nostro territorio produce un sacco di ricchezza. E a proposito di soldi e di sindaci, se la devono mettere via perché il posto sicuro per 20-30 anni non ci sarà più, e quindi magari cambieranno spesso collocazione. Un'altra amara realtà, un'altra amara constatazione è che per i nostri figli i genitori, e quindi noi padri, non abbiamo più la certezza che abbiano un avvenire migliore del nostro, cosa che invece era stata per i nostri genitori e per i nostri nonni. Insomma, i nostri nonni, i nostri genitori avevano la certezza che le generazioni future avevano una vita, una qualità di vita migliore. Questo è necessariamente il nostro futuro, e sta anche a noi scegliere. Infatti su questo è anche giusto commentare sul fallimento dell'esperienza leghista, che in un certo senso la risposta è stata anche data dallo stesso sindaco leghista, e cioè il fatto, sì, noi volevamo qua trattenere le nostre risorse, però purtroppo siamo andati a Roma e questo è quanto siamo riusciti a trattare, appunto perché lo sbaglio della Lega e del loro leader indiscusso Umberto Bossi è quello di andare a Roma
perché andando a Roma la cosiddetta locomotiva d'Italia, cioè il Veneto e la Lombardia, perché Piemonte e Emilia Romagna versano molto di meno, vengono fregati molto di meno che il Veneto e Lombardia, saranno comunque sempre una minoranza nel Parlamento romano. La Lega Nord, che prende il 100% dei voti in Veneto e Lombardia, non riuscirà a ottenere di più di quello che ha fatto in maniera molto patetica di recente. Non è assolutamente possibile pensare di riformare, avendo una minoranza di consensi, a due nel Parlamento romano. Quindi questo non vuol dire che l'alternativa era come quello della telefonata di Mantova e guerra civile, eccetera, eccetera. Perché se guardiamo al di fuori dei confini dello Stato italiano, avviene in maniera pacifica e democratica che delle popolazioni si appropriano del 100% delle proprie risorse e dove avviene con successo in maniera democratica e pacifica non lo fanno andando tramite la capitale del loro paese di provenienza. Quindi in sintesi questo è il progetto di Veneto Stato, che per assicurarci la pensione, per assicurarci un futuro lavoro per i nostri figli, è possibile e dipende da noi, ma ci vuole il consenso della popolazione nel territorio stesso, non a livello italiano, ci vuole il consenso a livello locale, quindi nel nostro caso del Veneto, per decidere del proprio futuro, perché è un diritto internazionale tutelato dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea. Non siamo dei vassalli, non siamo proprietà di Roma. Se noi veneti vogliamo riappropriarci del 100% delle nostre risorse, lo possiamo fare in maniera democratica. Io in chiusura ricordo appunto questa iniziativa che è stata battuta dalle agenzie ieri di Veneto Stato, che donerà 1.100 euro agli sposini del Regno Unito, 1.100 euro che sono €1 per ogni anno della Serenissima Repubblica Veneta. Sono soldi, se non sbaglio, vero Pizzati, che saranno donati agli alluvionati, visto che tutti i doni andranno in beneficenza. Sì, no, siccome loro volevano solo regali di beneficenza, noi abbiamo fatto ancora a partire da novembre raccolta fondi per gli alluvionati del Veronese. Io no in prima persona, però tanti soci dello Stato si sono impegnati direttamente. Allora avevamo già fatto questa raccolta fondi e con l'occasione volevamo anche fare risaltare, dato che in Italia parlavano di fare regali di beneficenza, anche far risaltare che anche qua in Veneto molte famiglie non hanno ancora visto nessun aiuto dallo Stato italiano, quindi dobbiamo purtroppo